Buongiorno a tutti. Allora, Lucio ieri ha iniziato che qualcuno ti aveva chiesto i numeri, più o meno li avremo qua. Per darvi una impressione di che cosa è il turismo attivo, il turismo attivo si considera già oggi nel mercato europeo allo stesso livello di importanza del turismo balneare. La somma delle nicchie, cioè il diving non ha gli stessi numeri, ma soprattutto la somma, lo vedremo adesso e più tardi, cicloturismo, più gente che cammina, più il diving, più quello che mi fa l'hydrospeed, più quello che mi fa, perché ci sono... Allora, domanda, quante tipologie turistiche di turismo attivo ci sono secondo voi? 3? Sì, il tantissimo non è un numero. Il turismo è scienza, non è un centinaio. Altro? Bene, codificate dal mercato turistico 245. Allora, alla che mi metti assieme le 245, i volumi sono pazzeschi. Pertanto noi dobbiamo cominciare a approcciare il turismo attivo con la logica di quello che fu il turismo balneare, perché quello che sta accadendo è questo, che il turismo attivo si concentra prevalentemente in primavera e autunno, 6 mesi, che dovrebbe essere più o meno l'equivalente a quello che è la durata della stagione. In una destinazione sviluppata, destagionalizzata, che lavori bene, apro e chiudo parentesi, non siamo noi, chiudo parentesi, di quello che è il mercato del turismo attivo. Mi state seguendo? Bene, tentiamo di focalizzarci su questo del turismo attivo un po' per andare a capire lo svolgimento, soprattutto come abbiamo strutturato con Lucio la giornata di oggi. Il turismo attivo è le persone che scelgono un luogo di vacanza perché vogliono fare qualcosa, ma l'elemento fondamentale è che loro devono avere la certezza di poter praticare l'attività che vogliono. Non comprano il territorio, comprano la certezza che posso andare a fare diving, che posso andare a fare rafting, bicicletta, eccetera, eccetera. Ribadisco, non comprano il territorio, comprano l'attività. Non arriviamo a livello di esperienza, che è quello che vi ha raccontato ieri Getz. Allora, partiamo da una logica. Il turismo outdoor inizialmente era prevalentemente sportivo, cioè appassionati diciamo, a questo sport. Diciamo, questo è un segmento dentro del segmento globale del turismo attivo. Noi prevalentemente ancora in Sardegna, il nostro cliente è fondamentalmente questo segmento del turista, diciamo, sportivo. Quello che sta accadendo è che il turismo attivo si sta allargando a gente non necessariamente sportiva. Ok? L'altro argomento importante è che è un turismo pienamente motivazionale. Quali sono gli elementi fondamentali che caratterizzano il turismo attivo e in conseguenza l'offerta di turismo attivo? Sono questi che vedete qua. La natura, perché tutto si fa in un ambito naturale, oltre al movimento. Non è un turismo diciamo di relax, sino che il relax è mentale, ma ha bisogno dell'attività fisica. Si cerca il benessere, ma non nella logica di spa, se non nella logica del benessere, che è il benessere personale che io ottengo facendo la bicicletta, le immersioni, eccetera, eccetera. Si cerca ovviamente la salubrità di tutto quello che è diciamo, l'aspetto, come dire, della certezza che tutto procede bene, e soprattutto quello che si cerca sono location solari all'aperto dove ci sia relativamente buona climatologia. E qui cominciamo quello che dicevo io, 245 discipline diverse, c'è di tutto, dalla zipline a delle cose assolutamente, ovviamente più
generali e altre molto specializzate. Il turismo attivo si divide in 3 grandi cluster. I turismi, diciamo, di acqua, il cluster del turismo esportivo in terra e quello in aria. E per esempio vediamo che il turismo sportivo d'acqua ne abbiamo anche 3 categorie diverse. E qualcuno dirà, ma che cavolo sta raccontando questa roba qua? Questa divisione, se vogliamo, molto verticale. È molto semplice, perché più del 40% del mercato del turismo attivo funziona attraverso tour operator. E i tour operator in Europa sono specializzati. Vuol dire, hai il tour operator che ti vende il wake surf e lo sci nautico piuttosto che il kayak. Lo quale vuol dire che se a me mi interessa trovare o vendere la mia offerta, la mia proposta, devo di partire da qual è la mia attività e andare a trovare il canale nei diversi mercati, il tour operator, l'attore, il gruppo, l'associazione che si dedica a questa roba. Pertanto sull'ambito del sport, diciamo, a pagaia, rafting, canoeing, kayak, hot dog, eccetera, eccetera. Quello che vediamo qua un po', la salsiccia quella pneumatica dove la gente va dietro, ok? L'unica cosa è che quello si fa su fiumi. Qui è un adattamento un po' alla sarda per i bambini, quella è una roba di alto rischio perché ti metti, sai, è come fare il kayak per acque, diciamo, brave, però senza lo kayak con la salsiccia. E ovviamente di micronicchia, però c'è, è in crescita tutti questi. Montagna lasciamo stare, non è il nostro caso. Tutto quello che montagna stiva, arrampicata, scalata, il trekking, il walking, il trial, l'orienting, e di cui nascono ancora più derivazioni, nel senso che tu puoi fare il dog walking, ovvero vai con il tuo cane o il cane, il submarinismo con i cani c'è? Sì, vedete? Cioè, quasi tutto quello che volete. Una delle cose che sta andando alla grande e che in Sardegna potrebbe funzionare molto bene, e lo abbiamo previsto nel piano strategico, è l'orienteering. Ok? Cioè, buttiamo una persona in metà. Il supramonte, ma non è quello, ce l'ho fatta io che non sono un atleta, però può essere una buona soluzione. La bicicletta, ovviamente la bici di corsa, le slow bike, il cicloturismo, tutta la famiglia dell'MTB, eccetera. Sulle sport aerei, ovviamente molto più di nicchia, il parapendio, il paracadutismo, il volcanaliante, ultraleggeri, eccetera, eccetera. Bene, pertanto, dal punto di vista turistico, il turismo attivo si divide in 3. Turismo di avventura, turismo soft adventure, e adesso vi spiego cosa sono in ogni concetto, e il turismo sport estremo. Perché dico prospettiva turistica? Perché una cosa sono le proposte, l'altra è il segmento di mercato al quale noi dobbiamo diciamo, indirizzarci. E i turisti di turismo attivo rispondono a questi 3 grandi gruppi o 3 grandi segmenti. Turismo d'avventura, ovvero quello che dice, mi metto con il hot dog sui fiumi, roba in qualche maniera un po', non dico forte, però con un certo livello. Quello che è in grande crescita è il concetto del turismo della soft adventure. Chi è il turista della soft adventure? Per esempio uno come me. Perché ridete? Ma tu non ti rendi conto che con le tue risi che fai, mi stai, come dire, provocando, avrei bisogno del psicologo, capisci? Sì, piangi. Ok, perché dico uno come me? Sono un turista normale, che non mi fa il trekking sull'Himalaya, ma che decide di fare magari una settimana di passeggiate più o meno impegnative sulla Sardegna. O la famigliola che mi fa, o la coppia che mi prende la bicicletta e mi percorre la Sardegna.
Soft adventure vuole dire che dal suo punto di vista, dalla sua percezione, sta facendo un'avventura controllata, non c'è troppo rischio, ok? Beh, in realtà mettersi con la bicicletta sulla 131 è un po' rischioso, però lui non lo percepisce come tale, ok? E dopo abbiamo l'esport estremo, sa, quelli pazzi scatenati che si mettono a fare il downhill e robe molto più, come dire, hard, ok? Dimmi? Quello sì, guarda, potremmo sviluppare questo, se vuoi solo la Ragiolas, prodotto turistico, fare la 131 a contromano. Sì. Ok? Allora, la distribuzione del mercato è questa. 60% del turismo attivo, soft adventure, che dove sta crescendo enormemente. Più o meno un 20%, in realtà un 30% turismo di avventura, sa, quello che nel turismo attivo anche ci sono le categorie diverse. E il cliente del turismo avventura, sapete come si chiama? Mamil, M-A-M-I-L, che vuole dire man middle age in licra. Tradotto, cinquantenne e sessantenne che si mette in calzamaglia, in licra. Quello che ci raccontava Telemaco, questo è il cliente tipo del turismo di avventura, vedere che non è la famigliola, sino che è uno che gli piace la bicicletta, per esempio, e con i suoi amici, e questi sono principalmente, come ci diceva Telemaco, ma ce lo direte anche altri interventi oggi, il cliente che noi oggi abbiamo prevalentemente in Sardegna. Abbiamo non tanto il dell'esport estremo, abbiamo molto turismo avventura, vuol dire che noi stiamo lottando in questo momento con i nostri competitor per un segmento di mercato che è il 30% del totale del mercato del turismo attivo in Europa. E noi abbiamo come Sardegna la potenzialità di incrementare ovviamente sul segmento del turismo avventura, ma soprattutto in quello che è il turismo di soft adventure. Ok? Bene. Le categorie, beh, come l'abbiamo visto, vado un po' più veloce su questo, le spiegazioni che vi dicevo fondamentalmente, e come sono questi turisti outdoor? Allora, qui ci concentriamo nel segmento che può essere di interesse per noi in Sardegna, ovvero il turismo di soft adventure al 60%. 64% sono uomini e il 36% sono donne, con l'età media di 44 anni. Quello che succedeva è che prima, che era il peso del segmento più sportivo, tra virgolette, sta perdendo importanza per la crescita di persone come il sottoscritto che fanno un po' di turismo attivo. Pertanto l'età media è di 44 anni. Quello che cresce enormemente sono fare la vacanza di turismo attivo con le famiglie o la coppia, ma portandosi dietro i bambini. Me li mettono un casco, il giubbotto e me lo mettono a fare rafting senza troppi problemi. Perché? Perché è un'attività di rischio abbastanza controllato. Sono normalmente individuali motivati dalla scoperta. Se vado a scoprire il territorio nella bicicletta piuttosto che andare a capire, vedere delle cose eccetera, facendo lo sport o l'attività di turismo attivo che mi appassiona e mi interessa. Ovviamente ci sono gli individuali appassionati, qui stiamo già parlando del cosiddetto mamil, ok? Che spesso mi viaggia in gruppo, un po' come il mondo del golf. Come sono? Come vedete qua, il 58% sono gruppi di amici, maschi, donne o maschi femmine, ma anche, soprattutto, molti gruppi di maschi. Il 27% è turismo di famiglia, qui stiamo parlando fondamentalmente di soltanto due grandi gruppi di attività. Tutto quello che è legato alle camminate,
walking, hiking, un po' meno trekking e l'ambito della bicicletta, soprattutto la bici il mountain bike e il cicloturismo. Per arrivare a un 11% che sono, diciamo, i solos, all'individuale puro, questo è prevalentemente l'appassionato sportivo, ok? Quello che voi chiamate spesso il professionista. E un 4% quello che, diciamo, viene a farsi la vacanza in Sardegna, trova che nell'albergo abbiamo la e-bike sotto, la affitta e si va a fare un giro, però diciamo non è la motivazione principale. Pertanto, perché? Quali sono le motivazioni? Questo è importante per andare a capire come una destinazione turistica si può sviluppare nel turismo attivo. La rottura con la quotidianità, questa è la ragione fondamentale per la quale loro fanno le attività di turismo attivo. E scoprire luoghi, diciamo, particolari che gli permetta la cosiddetta rigenerazione, se stessa, ritrovando energie mentali e fisiche, vivendo esperienze nella natura e soprattutto liberarsi dello stress urbano, fondamentalmente l'escapare della tua quotidianità la quale vivi. È un mercato in cresce. Perché cresce? Perché c'è una risposta alla maggiore diciamo, sensibilizzazione per la natura e per tutto quello che è il medio ambiente. Per l'accessibilità economica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io posso decidere di andare a fare camminate, walking, trekking, eccetera, il mio costo o investimento è basso. Con le scarponi e le bacchette mi arrangio. La bicicletta, è vero che mi posso comprare una bicicletta di 15.000 euro, ma prima di arrivare a comprare la bicicletta al carbonio di 15.000 euro, mi posso comprare una bicicletta normale. Ma anche, e questo è importante, perché il costo delle vacanze del turismo attivo sono inferiori alle altre tipologie di vacanze. Perché? Perché normalmente vai a dormire in posti dove diciamo, il costo della accommodation è inferiore a quello che sarebbe su altre tipologie turistiche. Tradotto, utilizzi bed and breakfast, gli agriturismi, gli alberghi rurali, eccetera, eccetera. Cresce per il crescente desiderio di evasione di quello che diciamo prima, della tua quotidianeità, ok? E il gusto per il rischio e la ricerca di sensazioni forti, che è quello che ho io ogni mese pensando che devo venire al Sardinia Collection per trovare lei. Sei un'emozione forte, lo sai per me, no? Bravo, giusto? E anche quello che dicevo prima, è il livello di impegno economico basso. Perché vi sto raccontando questo secondo voi? Per una ragione, perché il canale di comunicazione prevalente dell'offerta di turismo attivo sono i social. Ok? E il buon Alessandro si vuole vendersi in questo mondo, è inutile che mi parli della Sardegna, è inutile che mi parli del territorio, deve di fare menzione a qualcuno di questi 5 elementi perché io che sono un potenziale cliente reagirò su determinati concetti che mi interessano. Per me è diverso come utente ricevere un post che mi dice Sardegna che bella scoperta, che bonito, che fantastico, eccetera, eccetera, a se tu mi dici se sei stressato e vuoi evadere ti sto aspettando. Cioè, io scatto il cliente sollecitato, stimolato in quello che è il suo bisogno, gli permette di reagire. Ok? Bene, quali sono i benefici che vi cerca il cliente? Dare senso al suo tempo libero, vivere intensamente la vacanza, oltre a diciamo, trovarsi o ritrovarsi in un contesto naturale, con il concetto di associare l'utile al dilettevole, vuol dire faccio un po' di sport, pertanto mi faccio un bene, ma allo stesso tempo faccio un'attività nel territorio, conosco, eccetera, e entro in contatto con la natura. Ma soprattutto il turista attivo non si considera un turista. Quando uno va a fare la vacanza di bicicletta non ne sta facendo il turista, in realtà lo fa, ma la sua percezione
e che non sta facendo il turista. Ok? Le motivazioni fondamentalmente, diciamo, come scelgono la destinazione? La destinazione la scelgono prevalentemente a partire dal livello di attrattività o bellezza del paesaggio naturale nel quale loro vanno a fare la sua, diciamo, attività. L'esempio più calzante che abbiamo qua è il selvaggio blu. Perché la gente mi sceglie il selvaggio blu? È vero che c'è gente che lo sceglie sicuramente per la difficoltà, eccetera, ma fondamentalmente per la straordinaria bellezza del contrasto fra il mare, il blu, il verde intenso della vegetazione e il bianco del calcare. E il fatto che ci siano delle buone condizioni per la pratica dell'attività. Anche importante la varietà di attività che uno può fare, perché come vi dicevo la crescita è il soft adventure, lo quale vuole dire che non è che siano necessariamente appassionati di un soltanto tipo di attività, piace anche la multiattività, ovvero un po' di bicicletta, dopo la camminata, un po' di kayak, eccetera, eccetera. Prezzo attrattivo, che non vuole dire basso, vuole dire attrattivo, che è diverso, di questo già ne abbiamo parlato in altri incontri, che ci sia ricettività con un certo comfort, e qui entriamo a un punto molto importante. Cosa vuole dire ricettività con comfort? Secondo voi? Non farmela un po' la democristiana, la via di mezzo. Cosa vogliamo dire? E il cliente non resta scomodo, sì. Ma che cosa vuole dire? Dipende dal turista, sì, vai. Tu cosa fai da grande tu cosa stai facendo di grande tu? Faccio escursioni in mountain bike. E mountain bike. Che è il comfort per uno dei tuoi clienti? Vai. Sì, ad esempio, sì. Questo può essere un esempio. Funziona? Avere una sella comoda. Aspetta, Biciclette biammortizzate, di buon livello, che funzionano bene, che non si rompano, che buona qualità. Diciamo aspetti tecnici ai quali noi probabilmente operatori turistici non ci penseremo. Comfort vuole dire, per esempio, per chi va a camminare, il fatto, o quello che va in bicicletta, di arrivare a togliersi i vestiti e poterti lavarli e trovarteli il giorno dopo. Chi va a camminare, magari non è che ti porti gli scarponi che odorano da morire in camera, che ci sia un posto dove lasciare gli scarponi. Cioè, il concetto di comfort è il comfort dell'utilizzo per l'attività che loro vogliono fare. Siamo d'accordo? Non vuole dire il concetto che noi abbiamo di ricettività come tale, sino comfort per l'attività che loro vogliono fare, lo quale vuole dire che dipendendo del tipo di attività o di turismo attivo sul quale io mi sto dirigendo al mercato, devo di capire che cosa è il comfort per ogni attività specifica. Ok? Buone condizioni, che i sentieri siano a posto, che ci sia un minimo di segnaletica. Stiamo parlando di soft adventure, ok? Diverso è il professionista che me lo mettiamo su la Spromonte, piuttosto che Gernargentu, eccetera, e ti arrangi. Il turista normale, emozioni sì, ma con sicurezza, ok? Ovviamente la buona climatologia e soprattutto la ottimizzazione del tempo. Che cosa vuol dire questo? Il valore che un turista ha, ne abbiamo parlato, è il value for my time. Per lui il suo tempo è importante. Pertanto, se io vengo a fare bicicletta, voglio fare la bicicletta dal momento che voglio al momento che smetto. Non fatemi perdere tempo. Non voglio troppe, è inutile che me le preparate 45.600 attività complementarie, perché quello viene a fare la bicicletta. Ok? Pertanto,
cercano i luoghi dove ci sia, e questo è importante, la certezza di fare l'attività che io voglio. Non è un turista che dice vado in Sardegna e vediamo cosa posso fare. No. Questi scelgono la Sardegna o qualunque destinazione perché sanno benissimamente dove vanno, cosa vogliono fare e con chi lo fanno. Non è un turista improvvisato. Come si può posizionare una destinazione outdoor? Qual è la formula diciamo in qualche maniera, soprattutto il turismo della soft adventure? Se siamo in grado di presentarci come un posto che ti può fornire o la rottura con la tua quotidianità, o il contrario, siamo un posto dove c'è una grande tranquillità e pertanto la tua rigenerazione e il tuo benessere, soprattutto psichico, la guarigione in qualche maniera che cerchiamo tutti legato a quello che dicevo prima, al fuggire dell'estress quotidiano, ma soprattutto l'autosoddisfazione. È molto importante il confronto non competitivo. Mi spiego. Mentre che sul segmento del turista professionale, in qualche maniera, o sportivo, c'è la competizione nel gruppo, il soft adventure in realtà è un confronto con te stesso. Ci arrivo o non ci arrivo? Ce la faccio o non ce la faccio? Vediamo se, e qui è molto importante, com'è vacanza, vuol dire che in realtà, cioè loro sono venuti di qua, verranno una volta per fare un determinato territorio, zona in bicicletta, ma non è che me lo fanno 4 volte consecutive. Siamo d'accordo? Cioè, l'idea che noi abbiamo di faccio il percorso in più o meno tempo qui cambia, perché lo fanno una volta perché vogliono scoprire, provarsi, eccetera. È un confronto con te stesso, non con gli altri, non è competizione. Stiamo parlando del segmento del soft adventure, ok? E soprattutto quello che interessa a loro è l'itinerario, cioè non è che è un cliente come dire, estanziale, si muove e vuole, e questo ci porta a una problematica, perché vuole dire che noi dobbiamo prevedere i servizi per spostare il suo bagaglio, le biciclette, eccetera, eccetera. Che cosa aspettano in qualche maniera trovare? Beh, vediamo il volume italiano. Come vedete, 13 milioni di turisti di turismo attivo hanno fatto vacanza attiva in Italia, che ci ha portato a 40 milioni di presenze, con una permanenza media, come vedete, che per le straniere è leggermente più alta. Quello che è importante qua da capire è che noi italiani siamo poco attivi, comparato con quello che è il mercato straniero. Il mercato straniero è gente che viene e sceglie destinazioni italiane per venire a fare delle sue attività, provocando questo che vedete qua. Il turismo attivo ha un fatturato generale complessivo di 2,5 miliardi. Le stime sono fatte un po' così, però la fonte è autorevole, non è Giuseppe Iarche. Questo è compreso lo sci, sì sì, ok? È tutto. Non ci sono i dati per andare a scorporare, però il ragionamento è semplice. Cioè, il turismo attivo, quando io parlavo di che ha un volume importante, stiamo parlando di cifre non indifferenti, ok? Quali sono la domanda? Che cosa tira di più, che cosa tira di meno? Quello che tira prevalentemente di più sono 2 grandi famiglie. La bicicletta, con le sue diverse proposte, dal mountain bike alla bici di corsa, il cicloturismo o cosiddetto turismo slow della bicicletta. Cresce molto la bicicletta elettrica, l'e-bike, e altre tipologie più, diciamo, specialistiche, che dopo Lorenzo ci parlerà bene di come lavorano loro sul loro territorio. Le camminate, con le sue diverse opzioni,
dal walking al trekking, al nordic walking, il fit walking, il barefoot walking. Sapete cos'è il barefoot walking? Camminare scalzi sui prati, non sulla spiaggia. Ok? E il fit è il camminare veloce, con tempi, ha un concetto più di benessere. E dopo abbiamo tutto l'altro, dal cavallo, il surf, tutta la roba di aria, la paddle, il rafting, eccetera, eccetera. Però noi ci concentreremo fondamentalmente, nel caso della Sardegna, su tutto quello che abbiamo alla vostra destra. Hydrospit e ti metti su un fiume, diciamo, un po' mosso, con una piancia di plastica, per capirci, con la tuta, ti metti lì e nuoti con quello. Cioè ti lasci portare dalla corrente. C'è di tutto. Cioè, c'è le cose che uno li vede e dice: ma che cavolo di pazzi sono, fanno quelle robe. Ok? Cioè, guardate se ci sono delle possibilità da sviluppare delle offerte turistiche. E dove vanno i turisti? Qual è la domanda? Curiosamente noi abbiamo in Sardegna una buona quota di mercato e il 10% del turismo attivo in Italia ce l'abbiamo noi, superati del Trentino Alto Adige e ovviamente dietro la Emilia Romagna. Vedete che in realtà non è che siamo tanto male. Che cosa però è importante capire? Che è questa. La tipologia di turista, perché mentre che il turismo soft adventure, vuol dire meno impegnativo, va sulla zona del Trentino Alto Adige, l'Appennino Emiliano Romagnolo, Veneto, eccetera, noi per le nostre caratteristiche, ma anche difficoltà, se vogliamo, di collegamenti, eccetera, viene gente più della fascia sportiva, professionali, come chiamate voi, eccetera, eccetera. Vuol dire, noi non siamo, purtroppo ancora, e speriamo di esserlo nel futuro, destinazione di turismo attivo per il segmento, chiamiamolo medio, ok? E quando fanno vacanza? Fondamentalmente nel secondo e il terzo trimestre. Quando meno si fa turismo attivo è nel mese di agosto, ok? Da, diciamo, marzo, aprile, maggio fino a giugno è il 45%, concettualmente la primavera, mentre che diciamo la parte di settembre, ottobre e novembre siamo più o meno sul 40%. Diciamo il primo trimestre è prevalentemente montagna, pertanto non centriamo noi sci, non sci normale di stagione, se no fuori pista, attività di turismo attivo sulla neve, racchette, scusate, ciaspole, eccetera, eccetera. Vi corrisponde a voi operatori del settore questa stagionalità? Questo è Italia. Dica, no. È un censimento relativo, perché quante persone anche in estate fanno turismo attivo e non è censito, perché viene inserito e non lì. Sì, così. Come mercati internazionali, allora, i francesi, per situarvi, hanno 15 milioni di francesi federati nel loro club alpino italiano. Il francese prevalentemente fa come mercato vacanza di camminate, trekking, hiking, walking, eccetera, eccetera. Diverso è nel caso degli inglesi, dove prima è come diciamo mercato outgoing la bicicletta, seguito da tutto quello che è l'ambito escursionismo, e un mercato molto importante per il turismo naturalistico, il birdwatching. Okay? Che non troviamo su altri mercati. Nel caso del mercato tedesco, fondamentalmente i viaggi, questi sono viaggi all'estero. Viaggi all'estero, il mercato tedesco è prevalentemente lo fanno per fare cicloturismo, mentre che nel caso dell'Olanda, che pure è un mercato di volume piccolo perché sono relativamente pochi abitanti, per loro è più o meno lo stesso, sia la bicicletta come anche l'escursionismo o il walking. E basta.
Dimmi? I tedeschi fanno fondamentalmente, vanno all'estero per farvi il cicloturismo. Non sono d'accordo. Uguale agli olandesi. Non è colpa mia, sono dati ufficiali, non... Dimmi Corrado. O ci concentriamo adesso per parlarne? Ci concentriamo adesso per parlarne. Grazie, questo mi fa molto piacere. Vuoi una buona notizia o una cattiva notizia? La gradirei buona. La gradirei buona, lo so che tu ci tieni tantissimo per l'arrampicata, va bene? Nel piano strategico l'arrampicata c'è, ok? È un prodotto definito prioritario, non è strategico. Okay? Mentre che la bicicletta e le camminate sono definiti come strategico. Comprendo la differenza, certo. Dimmi? Su quello purtroppo per me non sono specialista, come sapete bene. E la scelta strategica, come quando tu fai delle scelte, le fai in base a potenzialità e volume di mercato. È evidente che ho molta più gente che mi fa bicicletta che gente che si va a arrampicare. Questo è il concetto. Cioè, non è una valutazione di mi piace o non mi piace. Le valutazioni si fanno, cioè, se sei serio, li fai su diversi parametri. Nel caso dell'arrampicata è un mercato prioritario. Che cosa vuole dire mercato prioritario? Che è un mercato nel quale devo concentrare gli sforzi per crescere, perché posso crescere. È strategico, è un mercato dove non posso crescere più di tanto, perché devo andare a difendere già la quota di mercato che ho. Mentre che l'arrampicata, non lo so, la quota di mercato che abbiamo noi rispetto ai competitor probabilmente è risibile. E oggi sulla bicicletta già abbiamo una certa quota di mercato, l'abbiamo visto, pertanto devo andare a difenderla, ma anche a crescere. Questa è la logica. Dimmi. Sì, io volevo solo chiedere quali sono più o meno i canali di acquisto di questi servizi e dei servizi correlati. Allora, per chi fa escursionismo. Parliamo del Grazie. mercato italiano o del mercato internazionale? Entrambi. Allora, il mercato italiano è prevalentemente diretto. Io prima facevo la battuta del social. Cioè, la gente vi cerca informazione in internet, pertanto c'è molto contatto diretto, perché l'italiano è prevalentemente, stiamo parlando del segmento normale, ok? Diciamo del turista normale, c'è molto contatto diretto, ok? Mentre che all'estero c'è una percentuale molto elevata dal tour operator, che ovviamente non è la TUI, sono specialisti. OTA? No. Cioè, c'è qualche OTA specializzata, ok? Ma Booking non ti vende. Cioè, quello che stanno tentando di fare, quando io vi dicevo che è un mercato che sta esplodendo, lo dico per una ragione, perché, come ci dirà sicuramente Valentina più tardi, TripAdvisor, le OTA hanno capito il business. Loro lo chiamano experiences, ok? Airbnb ci sta provando, Booking ci sta provando, Expedia ci prova, eccetera, però non ce la fanno, perché chi vuole una proposta specifica di bicicletta a un determinato posto ha un volume, diciamo, una domanda di informazione che non la trovi, il concetto è diverso, ok? Dimmi. Tedesco. Ma, sei tedesco? Non me ne ero accorto per l'accento, guarda. No, ma comunque, siccome è un mercato chiave, è importante non arrivare a delle conclusioni statistiche sbagliate, perché in realtà il settore di camminate è molto superiore al cicloturismo. Il cicloturismo ha l'importanza, è vero, ma io posso anche fornirti i dati, non ce l'ho adesso con me, quanto è importante veramente questo mercato di camminate. Quindi se parliamo qua del sviluppo del turismo attivo in Sardegna è fondamentale di non trascurare questo aspetto. Sì, sono d'accordo, però aspetta, ti voglio dire una cosa. Il mercato tedesco ha una particolarità, che è questa. Ti dico perché quello che stai dicendo a me mi ha sorpreso quando ho trovato le informazioni. E il ragionamento è che il tedesco fa delle camminate, fa vacanza di camminate, ma le fa in Germania.
non è un mercato che va, diciamo, comparativamente rispetto agli altri mercati a fare la vacanza all'estero per fare le camminate. Quindi tu parli Dica? di chi... Non è censito in Sardegna. No, io non sto parlando della Sardegna, sto parlando dei mercati outgoing, ok? Cioè, io non ne sto facendo valutazione sulla Sardegna, vi sto raccontando come funzionano i mercati in origine. Per me è importante. No, ma per quanto non... riguarda le statistiche, non per contrastare te, scusa, No, perché anche puoi ieri farlo. già la statistica non mi è piaciuta, che parlava di 4 milioni e mezzo di persone che vanno nel sud d'Europa per praticare il turismo attivo, perché noi non dobbiamo fare l'errore di analizzare gli attuali spostamenti, dobbiamo vedere un po' come ragiona il mercato francese, tedesco, cosa fanno loro a casa proprio e perché oggi dobbiamo interrogarci diversamente, perché sono solo 4 milioni e mezzo, cosa abbiamo sbagliato noi e i nostri competitori, perché non sono 10 o 20 milioni, perché in Germania questi numeri per il cicloturismo e per le camminate è spaventoso e abbiamo fallito fino ad oggi, anche l'Italia nella sua complessità ha fallito perché non è riuscito, non si è dimostrato in grado di attirare l'attenzione non solo per la ricevività, soprattutto per il sistema, come è organizzato il territorio, che oggi non è ancora riuscito a catturare l'attenzione e convincere il tedesco, come anche l'olandese e così via, di scendere in Italia o soprattutto nel nostro caso in Sardegna. Ti dico una risposta, sono totalmente d'accordo con te. Dove c'è l'elemento fondamentale? Che sul turismo attivo, noi in Italia non abbiamo fatto mai nulla. Cioè, ci sono arrivati, non siamo andati a cercarli. Ok? Mentre che, come vi ho raccontato un sacco di volte, i nostri competitor, eccetera, le Baleari, lo raccontavo ieri, quando hanno fatto la scelta strategica, gli aeroporti hanno ricevuto l'ordine da sopra dicendo non fate pagare il hunting alla bicicletta, per esempio. Per essere chiaro, io l'anno scorso, per esempio con la Federalberghi, avevo organizzato un convegno sul turismo attivo a Castelsardo e i vari relatori hanno portato veramente informazioni importanti. La conclusione era quello che il turismo attivo da solo è in grado per la Sardegna raddoppiare le presenze che abbiamo oggi. Sì. Questo dobbiamo essere chiari su questo potenziale che offre il turismo attivo. Quindi siamo davanti a una montagna di lavori. Ma che dobbiamo scalarla bene. Ma sì. Uno e dopo finiamo, dimmi. Giusto sapere se si conosce la percentuale di questi stranieri in Italia. Sì, non ce l'ho qua, Più ma o meno, sì. sono Sì, più ma francesi, la sono più percentuale è inglesi. questa, più o meno. Ah, sono già in ordine di... Più o meno, sì. Ok, quindi Allora, francesi. allora, perché questo è anche importante, le percentuali vanno parametrate anche al volume di praticanti, mi spiego. Sì, nel caso della Francia ci sono 15 milioni di associati al loro CAI, ok? E con un paese con un volume di abitanti importanti è ovvio che emettono molto di più che altri mercati, come per esempio nel caso di Olanda. Più o meno siamo a quel livello. Il primo mercato importante per noi in Italia è la Francia. Perché? Perché scavalcano e mi fanno, qui stiamo parlando non della Sardegna, d'Italia, per vicinanza vengono a farlo ovviamente. Il mercato svizzero curiosamente non è un mercato che viene a fare turismo attivo da noi, come abbiamo visto ieri. È vero che a qualcuno di voi vedrà delle svizzeri, però non è un mercato che va a fare vacanze di camminate all'estero. Allora, prevalentemente il primo mercato è il francese e sono molto simili il britannico e il tedesco. Il quarto mercato è l'olandese. E dopo il resto sono robe molto più piccole. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.